Il 2016 è stato un anno veramente importante sotto tanti aspetti. Sono maturata e mi sono tolta tante paure che prima avevo in gara e sono cresciuta anche fisicamente. E per la prima volta ho anche sognato i Giochi Olimpici, cosa che non capita spesso di sognare, però adesso voglio che il sogno diventi realtà, quindi, quindi lavorerò per Tokyo 2020 sicuramente. Il premio di oggi, sono onorata di riceverlo perché io ho sempre fatto atletica nella mia regione, il Veneto, e sono contenta anche che sia presente il sindaco della mia città, Cassola, Aldo Maroso, che è qui in sala, e sono molto onorata. Un premio importante che viene dato ad un atleta che non si dedica completamente durante la giornata all'atletica leggera, e questa è una nota di merito in più. Assolutamente, ho sempre diviso la mia vita tra allenamenti e studio e anche lavoro a volte, infatti certi periodi sono stati veramente intensi, però diciamo che più sono sotto pressione più lavoro meglio, quindi da un certo punto di vista avere tanti stimoli mi favorisce.